Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Palazzetto dello Sport Ciro Genova di Villagrazia di Carini. Siamo nella provincia di Palermo e Mistral Carini gela. Siamo nell'8ª giornata del campionato di Serie B di futsal nel girone H. La Rosa ha faticato, suola dietro, la Rosa finisce giù. Ecco il fischio. Cascino in rete, il gol del Mistral Carini doveva arrivare, è arrivato Cascino 1-0. Direttamente sul calcio di punizione. Nuova rimessa all'interno di questa partita. Palazzotto, intervento falloso secondo l'arbitro di Caia, e allora tiro libero per il Mistral. Parte Cascino, spiazza Blasco e 2-0 Mistral Carini. La battuta da parte di Dopico. Il cambio di gioco dall'altro lato, la Rosa prova la Veronica, Blasco regolare. E il Gela riprende il possesso. Ancora Carini però con la Rosa che si riscatta con il diagonale verso il secondo palo. 3-0 il gol di la Rosa. Intervento sul Palazzotto, tutto regolare. Il recupero di Cascino, Palazzotto, pallone sul destro, allargano il calcio, ancora il tocco sotto. Qui Cascino, tripletta personale. 4-0, ormai è chiusa. Johnny da Sousa incontra Cascino che riparte con la porta vuota, può appoggiare soltanto dentro in modo abbastanza facile per il 5-0 del Mistral. Palazzotto vuole il passaggio per Gianbanco che poi entra in pressione come tutto il Gela. Marchesi largo il tiro di Di Bartolo, ancora Listro, decisiva al volo Marchese, il gol della consolazione del Gela al volo con Marchese. 5-1. Marchese è sempre sua e la sradica di mezzo Cascino, alzata morbida il pallonetto, la presa di Rodoti con i pochissimi secondi che rimangono a far risultare il Mistral Carini vittorioso per 5-1 contro il Gela.